Una bella giornata di sole ha aperto il ponte dell'Immacolata che tradizionalmente segna l'avvio della stagione invernale sulle Dolomiti. Lunghe code fin dal mattino sulla Lebania, come in A27, hanno dimostrato la grande attrattività della montagna veneta per i turisti, soddisfatti gli albergatori. Se il buongiorno si vede al mattino, come recita un vecchio detto, le previsioni sono molto buone. C'è molta domanda, sia italiana che estera. La nevicata dei giorni scorsi ha consentito l'apertura della stragrande maggioranza degli impianti di risalita, dall'altopiano di Asiago alle Dolomiti. Dal Faloria alle Tofane è quasi tutto aperto, quindi tutte le società del Civetta sono aperte e con i collegamenti. A Falcade è aperto Falcade per il collegamento col San Pellegrino e il San Pellegrino è tutto aperto. Misurina invece aprirà il 17, il Lagazzuoi aprirà il 23 e invece il Col di Lana e tutta l'area di Arabba col Pordoi e Funivia Arabba sono aperti da oggi. Rimane ancora chiusa la Marmolada. In cima al ghiacciaio chiaramente non c'è l'impianto di nevamento, c'è arrivata della neve ma non è arrivata in quantità necessaria per poter aprire le piste in sicurezza e quindi loro attendono la prossima perturbazione, ma credo che con il 22 di dicembre si aprirà anche lì. Fioccano le prenotazioni per le vacanze di Natale, nonostante i rincari più 10% per gli ski pass, 5% di sconto se si prenota online, sulla stessa linea gli aumenti negli alberghi. Vanno tra il 5 e il 10%, però nonostante questo aumento, come avevo già notato in estate, non c'è per fortuna riduzione della domanda dei pernottamenti.